È un dato statistico, nel senso che la ricerca lo dimostra, che il Veneto è in assoluto la regione d'Italia che dal 2014 ad oggi ha messo, oppure ha ottenuto, se vogliamo, Certo. meno borse di studio in base agli abitanti, chiaramente, per la medicina generale. Questo significa che in un contesto in cui la difficoltà c'è, soprattutto al nord Italia, ma c'è anche in altre regioni, noi oggi siamo in assoluto probabilmente quella più in difficoltà sul tema della medicina generale. Segnala un altro elemento molto problematico, e cioè che tantissimi di questi medici, oltre il 60%, andranno in pensione entro il 2035, il 60% per Sì. dare un'idea, e che il 15% mi pare che fosse, andranno in pensione nei prossimi 2 anni, quindi entro il 2024, perché la ricerca diciamo chiudeva con fine 2021, cioè con l'ultimo dato certo. Quindi qual è il punto? C'è stato un oggettivo da questi dati errore di sottovalutazione sulle borse di medicina generale. Sull'oggi l'unica vera cosa importante che si può fare è riprendere il cammino interrotto delle medicine Medicina di di gruppo gruppo. e delle medicine di gruppo integrate, perché i medici, se sono pochi, se lavorano insieme, evidentemente lavorano meglio e danno una copertura più alta. E l'altro aspetto, e chiudo, è l'aspetto di chi medico non è, cioè che il medico possa fare il medico perché ha a fianco un personale, un'attività di personale di segreteria che possa fare la parte burocratica che oggi schiaccia la medicina generale.